Siamo al mercato ortofrutticolo con Guido e Nicola, Guido dell'azienda Fratelli Bielo, Nicola dell'azienda Boscolo Pappo, i protagonisti loro malgrado del video che in questi giorni ha fatto stare male molti chiogiotti, marinanti e cittadini del territorio perché hanno fresato il radicchio che loro stessi hanno prodotto. Invece di portarlo al mercato, radicchio fresco, pronto per la vendita in Italia e all'estero, il principe rosso apprezzato in tutte le parti d'Europa e del mondo, distrutto così. Credo faccia molto male a noi, ma abbia fatto molto male anche a voi fare un'azione del genere. Sì, il lavoro è tanto faticoso, prendiamo i soldi mesi prima per preparare il raccolto. Adesso che è ora di raccogliere, il prezzo non c'è mercato, non c'è vendite, l'esportazione è chiusa, ma che ci rimette siamo sempre noi agricoltori. Infatti i risultati, il radicchio è andato perso, adesso sta marciando nei campi e lo stiamo prendendo sotto. Perché noi aziende grosse abbiamo qualcosa un po' già venduto di contratti, però scusa, con l'esportazione non ci sono vendite e quindi il prodotto va tutto perso. Non c'è via di sbocco da nessuna parte, essendo tutto chiuso, la stagione è cortissima, il prodotto deve essere raccolto in determinate date perché sennò marcisce e siamo costretti mano a mano che abbiamo fatto il trapianto a buttarlo via. Quanti soldi vi veniva pagato? 20 centesimi, una cosa del genere mi pare? Dai 20 in giù anche ieri. Che è molto molto sotto il costo che dovete spendere chiaramente. Diciamo, il primo ci costa 70-80 centesimi, il primo mese di aprile. Dipende poi dalla produzione. Sappiamo anche che al netto del Covid non è il primo anno che poi va basso, molto basso, anche l'anno scorso era sui 23-25. Non è stata un'annata. Però diciamo le vendite c'è l'esportazione, Certo. il prodotto andava venduto. Il prezzo era basso, però sul lungo periodo ci siamo. Cos'è che non sta funzionando oltre al mercato? Pare che come dicevi contratti anche da rispettare. Aspetta tutto. Diciamo l'esportazione, l'estero c'è richiesta e così il prodotto non viene venduto. Attualmente il prodotto, l'unico che compra sono i supermercati qui in Italia, ma la maggior parte del nostro prodotto va molto all'estero. Certo. E in Italia mangiano quello che possono. Pensi per esempio... La produzione per il mercato nazionale che abbiamo in questo momento è... Certo. Quando un'azienda raccoglie in una giornata Certo. il mercato nazionale. Ma pensate ad esempio che la trasformazione del prodotto, abbiamo visto fare di tutto con radicchio, dalla grappa e la birra, dai dolci eccetera, possa aiutare in qualche maniera o neanche quella riesce a portare dei numeri? Sì, però la produzione è tanta qui nella zona adesso. I quintaliati sono abbastanza alti. Voi cosa aspettate? Un intervento economico dalla regione, dallo Stato, dall'Europa? Cosa Adesso c'è bisogno di soldi perché tante aziende, quasi tutte sono sul lastrico e non hanno futuro per affrontare un'altra campagna, perché il futuro poi se tu il prodotto lo butti via. Ci diceva il Presidente che c'è anche il rischio più da mercato. E dietro c'è il mercato che non avendo il reperimento del prodotto e tutto il resto è tutta una conseguenza. Però essere su quella fresa vi ha fatto un po' male, come l'ha fatto anche lo spettatore, immagino. Se ci avete pensato più volte. Ti fa male il cuore, Abbiamo aspettato fino al limite, ma dopo il radicchio non è che ti aspetta il mercato, tutto in base al tempo. È un radicchio precoce e diciamo adesso andiamo contro il caldo, col tempo diventa rosa, poi si marcisce. Certo. E quindi siamo obbligati a buttarlo sotto. Scusa Enrico se ti interrompo. Vai. Domanda sul discorso che in questo momento sarebbe proprio opportuno Adesso arrivavo io. di fare le cose insieme, perché se andate tutti per conto vostro... Tanti ci hanno anche chiesto nei commenti al video ieri che abbiamo pubblicato al telegiornale come mai non lo, a sto punto invece che distruggerlo non viene consegnato all'organizzazione di qualità. Ci sono quasi tutte le aziende, anche i più grossi, lavorano tutti con la manodopera e ci sono tonnellate e tonnellate di prodotto, non è come magari tanti anni fa che si lavorava a livello orto. La produzione ci sono tonnellate di prodotto. Non trovi nessun tipo di soluzione. Se no appunto chiedevano, tanti commentano che dovremmo essere una soluzione, sarebbe anche essere tutti i produttori più uniti, cercare di fare di trovare un punto di incontro, limitando, non so, portare al mercato, non so, trovarci e essere più uniti, raccogliendo un po' di idee e vedere se qualcosa
qualcosa ne viene fuori, no? Al netto della manifestazione plateale fatta ovviamente dai vostri campi, avete pensato a iniziative di protesta eclatanti, pubbliche, manifestazioni? Noi siamo stati i primi a promuovere questa cosa, Ma principalmente il lui, nostro problema, come tanti altri settori, ognuno pensa per sé. Noi abbiamo parlato con altri agricoltori, io e Nicola e un'altra azienda, Ivan Boscolo, siamo stati i primi a fresarlo, ci siamo sentiti. Infatti abbiamo deciso di unirci e cercare di fare muovere qualcosa. qualcosa. Posso dirvi che il video ha fatto sicuramente scalpore ed è arrivato nelle sedi dove doveva essere visto. Adesso penso Ha che... fatto sia scalpore che male nel cuore. Sì, l'abbiamo scritto anche ieri al nostro titolo di ieri e penso che chi doveva vederlo, che dovrà prendere delle decisioni anche Si per spera, finanziamenti. perché ne abbiamo tanto bisogno adesso. Ragazzi, noi vi auguriamo in bocca al lupo, che la stagione, che anche col tardivo più avanti nei prossimi mesi proceda al meglio possibile, che apra i mercati, come dicevano anche i primi commercianti, e che possa andare venduto tutto senza che siate più costretti a rovinare il vostro stesso lavoro di tante notti e di tanti giorni. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.